Non ci sarà nessuna autopsia sul corpo di Germano De Luca, l'85enne di Fregona, che l'altra mattina ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto a Piavon di Oderzo, lungo Via Maggiore. La decisione è stata presa dal pubblico ministero Elisabetta Spigarelli, che ha escluso la necessità di procedere con ulteriori accertamenti, data la chiarezza della dinamica, e ha altresì disposto per la restituzione della salma ai familiari. Secondo la ricostruzione, De Luca era alla guida del suo SUV Hyundai quando ha improvvisamente invaso la corsia opposta, centrando in pieno l'autobus scolastico della TVO che trasportava studenti dell'Istituto Sansovino. L'impatto è stato violentissimo, il bus è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco nel fossato. 5 ragazzi sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, mentre altri 15 hanno riportato contusioni e forte spavento. Dalle prime verifiche è emerso che l'anziano non doveva trovarsi alla guida, la sua patente non era stata rinnovata lo scorso agosto dopo la sospensione disposta dalla commissione medica per mancanza dei requisiti fisici. Secondo un testimone, l'auto avrebbe iniziato a zigzagare pochi istanti prima dello schianto, elemento che fa ipotizzare un malore improvviso. De Luca, che viveva solo ed era seguito da un amministratore di sostegno, il sindaco del paese, ha preso l'auto utilizzando una copia delle chiavi originali. Pare fosse diretto a San Donà per far visita a un'amica di 90 anni con la quale aveva una relazione. Tra i feriti, tra cui l'autista del mezzo che ha salvato gli studenti sterzando prontamente, le conseguenze fisiche e psicologiche sono ancora ben lontane dall'essere rimarginate e solo il tempo potrà calmare lo stato di shock in cui versano ancora molti di loro.